We get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their clues to keep it tight. Everybody's dancing. Bentrovati a Chiacchiere e Caffè, una nuova puntata in diretta con molti argomenti, ormai in questi giorni argomenti anche e soprattutto natalizi, con proposte, con eventi e con suggerimenti che vogliamo darvi per come passare in maniera magari anche originale le prossime giornate, le prossime settimane in attesa del Natale, ma poi anche entrando nel vivo del periodo natalizio. Saluto subito i primi ospiti di questa puntata, Sergio e Francesco Manfio del gruppo Alcuni di Treviso, bentornati. Grazie. Vi ospitiamo sempre... Primo ospite, secondo ospite della giornata. In Perché il prossimo quest'ordine, sarà il va terzo bene. ospite. Tra l'altro molto natalizio, mi piace la tua scelta di oggi, Piace? abbigliamento. Allora, bentrovati, bentornati sempre con grande piacere che vi ospitiamo per raccontarci in realtà molte cose, alcune prettamente natalizie, dalle quali cominciamo. Allora, per chi si aggira in questi giorni a Treviso, nel cuore della città, Piazza dei Signori, Piazzetta Aldomoro, si imbatte in una grande marionetta che è lì e che aspetta di essere animata nel corso dei weekend. Vedo che fremi, dimmi. La ringraziamo per questa domanda che non era assolutamente stata Sì, non concordata. occorre aggirarsi, si può anche camminare per Treviso perché a un certo punto uno si trova di fronte a questa Non può non enorme vederla. marionetta, altezza valutata attorno Valutata? Perché è impossibile da misurare. Noi abbiamo giocato, la valutiamo. per noi è sugli 8 metri, per la questura sui 12. Comunque insomma c'è questa Pensate al enorme- contrario, Cioè, per voi l'unica 12 volta- per la questura 8, La però questura fa le cose a nostro favore. Vabbè. bene, bene. E c'è questa È marionetta. già notizia. Vedi che io guardo te perché siccome non so quale sia la La telecamera. tua camera è centrale, l'unica camera Centrale. che vedete Siccome siamo appena di fronte arrivati, a non voi, sappiamo di fronte a voi. fronte a voi. Quella lì? Queste qui Bene, sono- allora si diceva... Quella centrale fa il campo largo, così raccontiamo che a casa Bene, come perfetto, funziona. Perfetto, allora si diceva che tutti coloro che vorranno venire nei prossimi weekend, vale a dire il prossimo che è Il 15 e il 15 e 16, 16 e quello dopo che è il il 22 22 e e 23, 23, possono venire a Treviso in Piazza dei Signori dove comincia un percorso che si chiama La leggenda di Natale. È un percorso che parte da Piazza dei Signori, la piazza centrale di Treviso, dopodiché si va alla Loggia dei Cavalieri, si passa al quartiere latino, si finisce in Pescheria e si ritorna in Piazza dei Signori. Maga Cornacchia, domandando che cosa è la sono venuto a fare cattiva. qui? Sì, non ti preoccupare. Comunque va bene. Poi- No, io... No, adesso Adesso Maga ti facciamo fare il Cornacchia, caffè. che è la cattiva Sì. dei cuccioli. Cuccioli. E cosa fa? Cosa fa? Cosa ha Io fatto? pure, tu. Ah, posso farlo io? Allora, mi Allora, rivolgo che cosa ha direttamente fatto? alla Ha friga. rubato i colori alla città di Treviso, ma soprattutto ha impedito al nostro burattino alto 8,15 m o 12 metri, secondo i punti di vista, di potersi muovere. Allora i bambini con noi sono venuti nel primo weekend di quanti? Ah, ho le domande difficili. Guarda, ho contati, la questura ha detto numeri spropositati. Noi abbiamo detto questura basta. Non è che puoi dire 4 volte, 7.000 persone della questura. Dite la verità, questure. Allora, noi abbiamo 6.500, contato 1.750, questura 6.000, noi 1.750 persone il sabato, l'8, e il 9 circa 2.200-2.300. Aspettiamo. In totale sono 20.000. 20.000. Esattamente, la somma da Questo numero oceanico, biblico di persone percorre con noi questo percorso, arrivano in piazza e lì attorno alla Piazza dei Signori c'è il movimento di questo pupazzo che, devo dire la verità, mi dispiace che non ci sia dei video, ma ci sono i video? Non so Forse perché ci ha detto sono. Ci sono i video, sì, ma andando tutto- su YouTube c'è già è stato postato qualche video e c'è questo movimento di questo pupazzo che veramente prima i bambini insegnano a muoversi perché è un piccolo, un bambino, nonostante sia alto una valanga. Posso dire una cosa? Sì, In pure. realtà l'idea è nata da realizzare il Piccolo Mago, che è uno dei protagonisti della nuova serie dei Cuccioli. I Cuccioli è un cartone animato che produciamo noi e che ha un grande successo in tutto il mondo. Mi ha detto di dirlo, io lo dico. Non avrei mai voluto dirlo, ma lo Hai dico. facoltà, hai Un grande successo anche in Italia, quindi abbiamo detto, i Cuccioli non potevamo fare il cilindro, diva, era un po'... Abbiamo deciso di usare il nuovo personaggio dei Cuccioli, che è questo Piccolo Mago, che tutti i giorni è seduto comodo in Piazza Aldomoro, ma si muove soltanto sabato, domenica. A che mancate. ora? Vi interrompo, prego. ti sto interrompo. Aspetta, Posso? 17:30, Senza che andiate via, 17:30, rimanete qua. in piazza- Bere caffè. dove intanto ci interrompe, ma stai su di me, 17:30
tutti i sabati e domenica, Piazza dei Signori, Cirica. Volevo prima farvi vedere uno spot Brava. che così vi introduce un po' in questa leggenda del Natale, passi da gigante, e poi vediamo anche quelle che sono state proprio le fasi di costruzione di questa vediamolo. grande marionetta, ma vediamoci lo spot insieme. Ho portato via con una magia i colori da questa città e nessuno potrà mai ritrovarli. E invece ce la faremo con l'aiuto del burattino gigante! Voi intanto cercate nei negozi di Treviso cartelli come questi. Rispondete alle domande e riceverete un bel regalo. Tutti sabato e domenica, dall'8 al 23 dicembre, in Piazza dei Signori a Treviso alle 17:30. Ci vediamo? Ci vediamo? Quindi 17:30. 17:30 a Ok. Treviso, Piazza dei Signori. Abbiamo detto già 15, 16, 22, 23, quindi i prossimi fine settimana. Mentre Riccardo ci mette in sottofondo le immagini della costruzione, voi mi raccontate un po' com'è nata l'idea, chi poi concretamente ha realizzato questo burattino Guarda, gigante. io risponderò alla prima domanda e lui alla seconda, quindi comincia pure. Allora, partendo dalla seconda domanda, l'abbiamo realizzato i nostri collaboratori, sono veramente un'equipe straordinaria, più di 8 persone hanno lavorato, più di 8 persone di solito è 9, no? Uno dice più di 8 persone, di 9, no, pirla. Allora, 8 persone abbondanti hanno costruito questo burattino sotto la supervisione di Marco Fintina, che è lo scultore che ha coordinato il progetto. Poi il burattino si muove con dei cavi giganti, è trascinato da un enorme gru, mentre la testa è completamente automatizzata. Ma chiedimi perché l'abbiamo fatto. Perché tu e tuo fratello, quello più piccolo, Vestito di vestito marrone. marrone, perché mi ha detto non mettiti blu, e Sergio si mette rosso. Adesso ditemi, se uno si può Hai vestire di fatto blu, bene, non si può con vestire le di verde, non si può palline vestire di rosso. natalizie. Oh, cosa potete dire? Sto marroncino. Guarda che il Scusa, burattino si sta alzando. si sta alzando. Beh, questa è la costruzione fatta il giorno prima in Piazza dei Signori. Perché l'abbiamo fatto, Sergio? Sì, ecco, questa è una DHL, cosa- vedi, non è che sia pagato, DHL è passato là. Neppure l'Unicredit. Non dei No. credit, d'altronde. Sì, vabbè, eravamo lì, potevamo per cui- oscurare, ma pazienza. Beh, prossima pazienza, volta. sì, L'abbiamo fatto, vedi, ci piace questa domanda perché effettivamente questa è una cosa seria. Noi stiamo cercando di far sì che Treviso diventi un po' alla volta la città dei bambini e la sua provincia, la provincia dei bambini. E su questo stiamo lavorando con il nostro Parco degli Alberi Parlanti, di cui parleremo, c'è il nostro teatro che è uno dei teatri più importanti a livello nazionale come programmazione, abbiamo lavorato con l'USL, stiamo cercando di allargare le nostre competenze e far sì che Treviso diventi veramente una città a misura di bambino, quindi che il bambino possa trovare un ambiente accogliente e naturalmente se il bambino trova un ambiente accogliente anche la sua famiglia, quindi i genitori, la famiglia in sostanza può trovare un ambiente che lo accolga. Far sì che Treviso diventi un punto importante per quanto riguarda la cultura dell'infanzia è, crediamo, un elemento che può sicuramente dare una caratteristica, una peculiarità a Treviso e farla riconoscere in Italia e perché no nel mondo come una città che si occupa di questo, Che come attenta a questo. ci sono città che hanno altre vocazioni, Treviso sarebbe interessante, noi auspichiamo che abbia questo Certo. tipo di vocazione. Volevo farvi infatti accennare a tutta una serie di iniziative collaterali che sono sorte attorno alla leggenda del Natale, che è sicuramente lo spettacolo di questi fine settimana, ma è anche una collaborazione che avete avviato anche con i Assolutamente, commercianti, Certo. con Sì, che questo è lo spettacolo dell'anno. Questo è lo spettacolo dell'anno. Secondo la questura. Secondo questo è lo spettacolo dell'anno in Italia. Sì, brava, la domanda dei commercianti. Allora, abbiamo pensato di coinvolgere tutti i commercianti, le pizzerie, i bar in questa operazione. Allora, un racconto carino, cosa si fa? Sta qua con noi, sta con noi. Vedi? Vai. Eccoci qua. Dio, stavo veramente aspettando che andasse indietro. In tutti i negozi di Treviso c'è un cartello come questo, sono diversi. Questo. Allora c'è una domanda, per esempio qui è, lo sai qual è il nome, il mio nome? Questa qui è Maga Cornacchia, i bambini entrano e dicono Maga Cornacchia. Non si deve comprare niente, si entra e il commerciante darà ai bambini un puzzle. Ne abbiamo 3 diversi, sono dei puzzle che partecipano, che fanno parte di questo strano e divertente gioco della leggenda del Natale 2. Sempre per restare nel tema Sì. del lavoro che stiamo facendo, è che con questo sistema si potrebbe provare a mettere, come si dice, in moto il volano dell'economia, in rete, ma in moto il volano dell'economia facendo proprio un'operazione sinergica, perché è evidente che la cultura, mancando i finanziamenti che una volta c'erano a livello comunale, deve cominciare a muoversi, a guardarsi attorno, cominciare anche probabilmente ad avere nuove prospettive e sicuramente questa è una prospettiva interessante perché abbiamo visto che i risultati del primo weekend sono stati
fantastici, secondo noi belli, buoni. Molto interessanti, interessanti. Se volete cercare, esiste anche un logo che si chiama Treviso Loves Me, che è un po' il progetto per una città a misura di bambino, e il coinvolgimento delle attività produttive, delle associazioni di categoria è interessante proprio anche in questo senso. Vi ricordiamo, abbiamo già raccontato la vostra partecipazione al Mamma Day, quindi tutta la collaborazione con l'USL sul Mamma Beve Bimbo Beve, insomma uno sguardo a 360 gradi, però noi vogliamo dare a 4,30 a 4,30, sì, come dice la questura direbbe 4,30. Fa il giro e poi fa un po' di gradi. Per essere sicuri. Abbiamo una scaletta, allora, ci stiamo fregando tutto il primo tema. Abbiamo 4 punti. Andiamo avanti. Allora, avete capito che i prossimi 2 weekend potete andare alle 17:30 in Piazza dei Signori e lì ci sarà la magia del Natale per i vostri bambini, ma non solo, anche per i grandi. Insomma, la marionetta è affascinante anche per chi... Io ho visto molti adulti così, incantati. Va bene. Passiamo sempre a altre iniziative natalizie, che sono quelle delle 3 serate di concerti gospel. Io ho 2 al manifesto e Sergio ha le date. Esattamente, che si possono leggere tranquillamente. Quindi 3 serate, il 14, il 18 e il 21, quindi una proprio venerdì sera. E dai, raccontateci un po' questa è una rassegna che dura ormai da 13 anni, come si può leggere facilmente. Esatto. Posso dire una cosa seria, che è dedicata a un sacerdote che ci ha aiutato molto ad aprire il Teatro Sant'Anna, che è Don Carlo, e che abbiamo ricordiamo dedicato con affetto. E sono dei concerti. Il primo concerto è di un gruppo italiano, mentre gli altri 2 sono gruppi americani, e come dicevo una rassegna che dura da tantissimo tempo ed ha un notevole successo, anche perché cerchiamo di riproporre attraverso dei contatti che abbiamo in America dei gruppi che siano assolutamente all'altezza di questa prospettiva. Certo. Di South Carolina e Texas. Quindi a Teatro Sant'Anna, venerdì 14, quindi venerdì questo, si comincia con il Soul Singer Gospel Choir, e poi appunto gli altri 2 gruppi martedì 18 e venerdì 21 dicembre. Quindi trovate tutto sul sito www.alcuni.it, ma in ogni caso noi già lo spunto ve lo diamo. Mi raccomando. Passata anche la rassegna... Tempesta o da Ugelli far festa e la gallina. Passata la rassegna gospel, volevo farvi anticipare anche a un nuovo spettacolo che si debutterà il 6 gennaio, quindi l'Epifania, esattamente. Nel nostro teatro. Sempre al Teatro Sant'Anna a Treviso. Ce lo racconti si chiama brevemente? Violino, Fagotto e Biscotto. Erano anni che volevo fare... Decenni. Questo era 3 secoli. Che volevo fare, volevo scrivere uno spettacolo sulla musica. Ho approfittato del fatto che una delle 2 attrici è una cantante lirica, per cui ovviamente c'è un piccolo pezzo di musica lirica, mentre lo spettacolo è una brevissima storia comica della musica, partendo quindi da quelli che sono i pezzi musicali più noti anche ai bambini, dai Papageno piuttosto che l'Apprendista Stregone o la Gazza Ladra o Pierino il Lupo, sono sintetizzati in veramente minuti. 2 fate stanno cercando una pozione per poter inviare un pacco regalo a una fata lontana, hanno perso questa pozione, vanno a cercare tra i bauli della scenografia e trovano i 2 pappagalli di Mozart, piuttosto che l'Apprendista Stregone, oppure il lupo e i vari personaggi di Pierino il Lupo, e poi alla fine riescono a trovare questa pozione, e questo dono parte. La cosa importante è che cerchiamo di far sì che i bambini possano ascoltare, perché è una cosa importante, credo che siamo forse uno dei pochissimi paesi che, pur avendo una tradizione musicale da un punto di vista classico notevolissima, da un punto di vista di educazione musicale siamo molto molto indietro rispetto ad altri paesi, quindi cercare che i bambini almeno capiscano che oltre alla musica che ascoltano ogni giorno in radio o in televisione c'è anche una musica diversa che vale la pena di ascoltare per poi approfondire. Se accompagnati, se educati, possono accompagnati, poi sono ovviamente, se viene scelto, cioè è chiaro che se tu porti un bambino di 6 anni a vedere un'opera che dura 4 ore, tu hai buone possibilità che dopo 25 minuti lui faccia d'altro, però se questo accompagnarli passo passo, dando loro informazioni su quello che è successo, penso che possa essere sicuramente sarà sicuramente un successo. Debutto il 6 di gennaio al Teatro Sant'Anna, quindi organizzatevi, ora lo sapete anche questo. Che ora è? Solo per sapere, non è che mi interessa. 16:30. Di solito. Mentre il 17 e 30. Piazza Signori. Ci avete segnato? Spazio gigante. Ma comunque, siamo lì. Restando in tema di teatro, visto che siamo a Padova, i nostri studi sono padovani, ricordiamo anche quando siete a Padova fisicamente. Guarda caso, ho qui con me, ma lo porto, guarda caso. È azzurro, attenzione. Streghetta. Allora, guarda caso, noi programmiamo 2 rassegne qui a Padova con degli amici carissimi.
Una è al Teatro Esperia e un'altra è al Teatro Rex. Ma la cosa bella è che ci sono tantissimi spettacoli domenicali, quindi qua parliamo per i patavini. Sì, proprio patavini. Per i patavini. Doc. Ma anche se uno non è doc può venire. Patavini. Avete due teatri, il Teatro Esperia e il Teatro Rex, che fanno una programmazione domenicale per le famiglie. Sono tanti spettacoli, i nostri compagnie, le nostre amiche, ma anche noi abbiamo detto potevamo non andare dai nostri amici di Padova e quindi ve lo leggo con attenzione. Allora, noi saremo al Rex, il Sergio ed io, in questo caso teatralmente il capi e l'assistente, domenica 13 gennaio. E la Con domenica... lo spettacolo si si sciolgono i ghiacciai. Vuoi dirmi due parole brevi perché siamo in chiusura? No, lo spettacolo sull'effetto serra, anziché, cioè è una fiaba, però parliamo di cose serie come il fatto che sta aumentando la temperatura del nostro pianeta e poi Che è prodotto con l'UNESCO, è bello. È prodotto con l'UNESCO, dillo. E mentre il 20, che spero perché 13 più 7 fa 20, idea con uno spettacolo sul riciclo molto bello. Direi che se dovete scegliere, se dovete scegliere, venite più a vedere quello mio. Se avete una domenica, voi dite, io voglio andare a teatro una domenica, il 13 o il 20. Se dovete scegliere, il vostro. Ma se dite no, è bello, quello vorrei andare entrambi, andate anche a vedere ciclo, riciclo e triciclo, sempre al Rex, ma in questo caso il 20. E insomma, abbiamo dato date anche per i padovani. E io lo so che siete scoppiettanti e ci vorrebbe un'altra mezza puntata, però volevo Si poteva fare un altro programma anche, volendo, ma è sì. difficile perché qua voi non sapete che qua a Telechiara... Stiamo giocandoci gli ultimi due... Esatto, hai 2 minuti e mezzo, quindi conviene sfruttarli per parlare di voi più che di Telechiara. No, vi chiedo, Sergio Francesco, tutto questo progetto di coinvolgimento dei più piccoli parte anche dal coinvolgimento degli adulti. Bravissima. E Cilindro, che è uno dei nostri protagonisti, dei cuccioli, si è candidato sindaco. Esatto. Si voterà, insomma, adesso non so se a febbraio o a marzo, comunque prossimamente si vota anche nella città di Treviso e voi avete candidato un Abbiamo candidato un nostro potenziale cartone sindaco, animato no? che è Cilindro, che è un coniglio, l'abbiamo candidato come provocazione, ma seria provocazione. Abbiamo definito 10 punti di programma per cercare di far sì che attraverso una serie di iniziative che stiamo promuovendo la città venga a conoscenza del fatto che per migliorare la vita di una città bisogna innanzitutto essere pronti e preparati per capire quello che succede. Bisogna amare la propria città, avere delle idee. Noi stiamo adesso facendo delle riunioni. Allora, noi abbiamo pensato... Delle riunioni per fare riunioni. abbiamo fatto delle riunioni non per fare le riunioni solo. Per spiegare. Allora, adesso lo dico. Allora, noi anche amici patavini, insomma, Treviso non è che sia proprio lontano, sono 40 km, insomma, può farli anche il vostro assessore alla cultura, insomma, senza grossi problemi, 40 km. Allora, cosa si fa? Noi tutti i martedì, uno sì e uno no, facciamo degli incontri al Parco degli Alberi Parlanti per pensare a che cosa debba fare un sindaco, che sia Cilindro o qualcun altro. Noi preferiremo Cilindro, ma nel caso vincesse qualcun altro per dargli delle buone idee su delle cose che si possono fare in una città. Per cui abbiamo fatto già degli incontri, ne faremo altri con degli economisti, avremo un incontro con il presidente degli industriali trevigiani, con delle aziende, dei proprietari di aziende che sponsorizzano grandi eventi culturali. Insomma, credo che siano dei martedì interessanti. Martedì sera 20:45, però le date non posso darle perché va poco tempo. www.alcuni.it, trovate tutto. Esattamente, poi il prossimo sarà a gennaio e adesso sono seria, lo so, poi con loro è difficile rimanere seri, però credo che davvero dia un valore aggiunto al percorso per le amministrative questa iniziativa che avete dato e spero che venga accolta sono già 7-8 i candidati sindaci, oltre 9, 10 con oltre Cilindro. 10 con Cilindro abbiamo... Quindi speriamo che... Sì, ma adesso in realtà noi seriamente, a me che vincesse non è che mi piacerebbe tanto. No. Cioè, voglio dire, in realtà, insomma, votate Cilindro e... magari con l'aiuto della questura e quindi Sì, beh, non vorrei fare il broglio con la questura, che i voti siano 100, poi 100.000, no. O vince onestamente o non vince. Questi incontri sono al Parco dei Alberi Parlanti. Dobbiamo dire che al Parco dei Alberi Parlanti abbiamo aperto una nuova sezione che si chiama i 4 elementi e i ragazzi possono venire per fare degli esperimenti collegati alla terra, collegati all'aria, collegati all'acqua, insomma, sono delle cose che sono assolutamente interessanti, che possono essere viste anche da un punto di vista divertente, ma abbinato a dei concetti di natura così
didattica che sono assolutamente interessanti. Quindi ricapitoliamo. Abbiamo tempo per farlo? Vorremmo parlare anche dei colori della magia a teatro, ma non c'è tempo. È a febbraio, quindi io mi impegno a richiamarvi qua verso fine gennaio, quindi va bene. Se sopravviviamo, io penso di sì, vi invitiamo. Allora, ricapitoliamo. Intanto i prossimi 2 weekend, 17:30, Piazza dei Signori, con la leggenda del Natale, Passi da Gigante. Poi ci sono le 3 serate gospel, 14, 18 e 22. Sono brava, ormai ho tutto, E Epifania, debutto dello spettacolo da noi, di Anna e Anna, Fagotto e Biscotto, 6 gennaio alle 16:30. Cioè, sempre qual è il problema di chi poi guarda 13 Telechiara, non è che al uno Rex possa a Padova. con l'agenda e là ci sono persone a casa, vi sto guardando che sono là che dunque dimmi bene. Allora 23, io un giorno devo andare a fare la spesa, me ne date un giorno libero, il 21 potete andare a fare la spesa. Esatto. Tranquilli. Però dalle 17:30 alle 18:30. Sì, perché poi siamo in onda. www.alcuni.it, avete tutto il programma, oppure li andate a incontrare direttamente in Piazza dei Signori sabato e domenica prossima, così loro vi danno l'agenda, vi scrivono in agenda direttamente. Grazie Sergio, grazie Francesco di essere stato qui, buon Natale anche, buone feste e speriamo di avervi qua ospiti prossimamente. Sì, non sarà facile perché voi avete tante richieste, ma insomma faremo di tutto per essere. Ci vediamo. Grazie ancora. Grazie, noi ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra pochissimo, rimanete con noi. Eccoci nella seconda parte di Chiacchiere Caffè. Sono sopravvissuta a Sergio e Francesco Manfio, ogni volta sono simpaticissimi e chiaramente sono vulcanici, quindi anche difficile contenerli in 20 minuti. Noi vi ricordiamo www.alcuni.it per tutte le iniziative, in particolare poi nei weekend alle 17:30 c'è appunto la leggenda del Natale in centro a Treviso. Poi prima e dopo aver visto magari lo spettacolo con la marionetta gigante, potete però spostarvi appena fuori Treviso, a Mogliano, quindi altra cittadina lungo il Terraglio, per capirci, insomma, anche per chi non è propriamente trevigiano. E io saluto subito Davide Toniolo dell'associazione Ciacoc. Ciao, molto lieto, ben grazie arrivato Davide. Grazie. Perché tu ci racconterai un po' del villaggio del Natale che avete realizzato a Mogliano. Certo. Esatto. Senti, prima ti faccio fare un passo indietro. Raccontaci cos'è l'associazione Ciacoc, come siete nati, cosa fate un po'. Certo, l'associazione Ciacoc siamo degli imprenditori moglianesi di estrazione varia, dalla parte delle scenografie, una grande ditta che è la Marcarte, che fa scenografie a livello nazionale e anche internazionale, io e altri soci che usciamo dal settore dell'edilizia e gli ultimi soci invece che si occupano della gestione di bar e della gastronomia. Abbiamo deciso da 1 anno e mezzo, prendendo in gestione un teatro a Mogliano, di unire le nostre forze per fare qualcosa di diverso, qualcosa che riesca anche a ridare vita alla nostra città che negli ultimi anni si è un po' spenta. E posso chiederti che cosa siete riusciti a fare fino adesso, quindi? Fino adesso abbiamo... soprattutto mi sembra molto interessante la volontà di un gruppo di imprenditori che potrebbero in realtà farsi gli affari propri, farsi il proprio lavoro e le proprie attività, e invece volgono lo sguardo un po' al territorio, no? Noi praticamente abbiamo iniziato con la gestione di un teatro all'aperto a Mogliano, che prima era naturalmente, la gestione era del comune, e attraverso questo abbiamo pensato che è quell'anfiteatro che si quell'anfiteatro trova in centro, tra l'altro, e con l'inizio di questa gestione abbiamo pensato che era giusto dare a Mogliano la possibilità di vivere un Natale diverso. L'idea è partita solo 2 mesi fa e in 2 mesi siamo riusciti a realizzare quello che oggi viene considerato l'unico villaggio natalizio in Veneto. È qualcosa di particolare perché non contiene solo il mercatino, ma contiene una serie di attrazioni, dalla casa di Babbo Natale, che è di dimensione naturale, cioè 17,50 metri per 5 per 7, e alle attrazioni solite, la giostra a cavalli, il trenino, poi la pista di pattinaggio che è 18 metri per 30. C'è il punto ristoro, un palco a forma di albero di Natale, quindi tutta una serie di cose che permettono alla gente di svagare per ore. Allora, intanto magari possiamo anche cominciare a vedere qualche immagine, qualche fotografia o anche un video che ci è arrivato, e ringraziamo Matteo Zanetti di Mogliano TV. Esattamente, di Mogliano TV, questa web TV che racconta un po' la che vita fa vivere del la territorio città, moglianese. certo. Esatto.
per questo villaggio, ecco, stiamo vedendo l'inaugurazione, Davide. Esattamente, Tu raccontaci un po'. Penso la sia il scelta di momento- realizzare questo villaggio natalizio a Mogliano deriva dal fatto che noi siamo moglianesi, vediamo la nostra città in sofferenza e Mogliano è ubicata, è strategica da un punto di vista proprio Ecco anche la del casa, turismo. questa è Questa è la casa di molto Babbo Natale, carina. che vedete che è bellissima proprio. È molto strategica ed è facilmente raggiungibile sia da Padova che da Treviso che da Venezia. Certo. E in effetti anche durante la campagna pubblicitaria che abbiamo fatto abbiamo battuto tutti i comuni della provincia di Padova, Treviso e Venezia, convinti che la gente può arrivare a Mogliano facilmente e può trovare qualcosa di unico. Cioè uscire di casa, uscire con i bambini, i ragazzi e passare un paio d'ore assieme senza stare davanti al computer, alla PlayStation, alla Wii. E neanche quello poi di ritrovarsi poi nei centri commerciali dove si passano ore al chiuso, invece qui è tutto all'aperto, Certo. uno passa un po' d'ore in tranquillità e si diverte. Senti Davide, mentre vediamo le immagini dell'inaugurazione giustamente con il sindaco, il presidente della provincia, un po' le Certo. autorità che sono venute a dare giustamente anche peso a questa iniziativa, mi piaceva anche l'idea, e lo hai accennato tu adesso, che in realtà i bambini vengono qua e finalmente staccano un po' il volto dal video, dai monitor, Esattamente. dei videogiochi o dei computer, perché avete voluto attività o comunque momenti tradizionali. Adesso, Certo. esatto, al di là avete appunto voluto che i bambini proprio creassero magari anche dei laboratori con Esatto. Il programma- un ritorno alla manualità e alla Un ritorno alla tradizione. manualità e alla tradizione. Il programma prevede per tutto il mese degli appuntamenti per i bambini, al pomeriggio, delle animazioni, dove Quindi già in corso, già anche in questi giorni. già in Così questi lo corsi di diciamo questi anche a chi giorni, ha voglia naturalmente magari di- capiamo benissimo che fino al 21 i bambini e i ragazzini sono presi dalle attività varie, quindi vuol dire la scuola, lo sport, il Certo. catechismo, quindi tutto quello che giornalmente si deve fare. Ma per quei bambini che comunque sono a casa abbiamo già i laboratori creativi al pomeriggio, attraverso i quali appunto possono realizzare delle forme di pane, possono realizzare dei disegni, una serie di cose che aiuta il bambino a capire come fare determinate cose con le mani. Addobbi, determinate Addobbi, cose che a volte certo. proprio la manualità è quella che si perde. Magari andando avanti vediamo un po' di immagini proprio del villaggio, se la regia riesce, o anche delle fotografie, giusto per capire poi com'è strutturato, com'è stato costruito proprio questo, Certo. Ecco, qui- questo villaggio. Vabbè, che Tra la l'altro Sosta tanta Cavalli- gente anche, avete avuto un buon weekend. tra Abbiamo l'altro, di avuto bel un tempo, buon weekend quindi- nonostante la giornata di venerdì che naturalmente è caduta la neve, quindi eravamo un po' così preoccupati. Però ha dato anche quel tocco di poesia. Ha se dato vogliamo. sicuramente quel tocco magico come è il nome Esatto. del villaggio. Esatto. Ma al di là di questo, domenica è stata una bellissima giornata, l'affluenza è stata notevole, noi siamo contenti. Questa pista, scusami Davide, mentre Sì. vediamo le immagini, è realizzata quindi sempre all'interno del villaggio. Sempre ed è all'interno del villaggio. È ghiaccio proprio. quindi È una pista di di ghiaccio, complemento. no, è una pista di ghiaccio, una pista di ghiaccio vero. Sì, Beh, sì, ghiaccio sì. vero. Ma Ghiaccio dai. vero 18x30 è una bellissima pista. Stavo dicendo, oltre a questo per i bambini, naturalmente per i ragazzi la pista di pattinaggio, il programma prevede poi durante i weekend dei concerti. Esatto. Siamo- Raccontaci. Sì, l'inaugurazione c'è stato il coro della Stella Alpina di Treviso. Sì. E da questo weekend abbiamo il concerto dei Euro Project, che è un gruppo locale, mentre la domenica avremo un gruppo gospel e così anche la settimana Questo prossimo successiva. weekend, Questo quindi. prossimo weekend, Ok, sì. perfetto. E anche i prossimi weekend sono previsti comunque dei concerti e il 24 invece il coro dei bambini del Onde del Sile di Casale sul Sile. Mhm. E il parco è aperto ogni giorno, dalle 10 alle 20 di sera, poi durante il weekend, in funzione naturalmente della gente, possiamo arrivare anche fino a mezzanotte. Per quanto concerne l'ultimo dell'anno, Sì. lo vogliamo passare in compagnia con tutti quanti i moglianesi e Lo non starete solo. divertendovi visto il nome che avete invitato. Abbiamo invitato la cover dei Queen, i Toys, e poi ci sarà il DJ, Ah, no, musica, scusami, eccetera. quindi i Los Massadores sono l'evento di chiusura. Il Ah, Los ok, Massadores, quindi Capodanno con i Los la cover Massadores, band dei Queen, esattamente, perfetto. Mhm. mentre i Los Massadores è l'evento di chiusura che sarà il 5 gennaio, il cin- Epifania, il 5, esattamente, il 5 ok. gennaio, sì. Quindi il 5 chiudete con gli amici, Con gli amici. di Riese. Davide,
quindi fino a Natale è prettamente natalizio, poi si trasformerà un po' per l'Epifania, quale cambiamento subirà? Fino a Natale naturalmente invitiamo tutti i bambini a portare la letterina a Babbo Natale, che come ho visto anche nello scorrere delle immagini è presente nel parco. Parla con i bambini, vuol sapere naturalmente da loro com'è andata, quali sono stati buoni e gli invita tutti quanti a portare la letterina. Passato il Natale, ovvero la prima settimana di gennaio, il parco si trasformerà nel parco delle Befane e avremo comunque dei giochi per i bambini, tutto a tema, per arrivare poi al 6 gennaio con la chiusura. Certo che è impegnativo, quindi avete quasi 3 settimane di lavoro, insomma, abbiamo di apertura. 3 settimane di lavoro, speriamo che sia un lavoro molto intenso, speriamo che la gente si diverta, che rimanga contenta, sia sotto l'aspetto naturalmente generale che delle persone che trova all'interno del parco. Spieghiamo, Davide, anche sì? per chi ci sta guardando e magari appunto non è di Mogliano, si trova molto facilmente, credo. Dicevo prima, noi abbiamo scelto Mogliano perché è facilmente raggiungibile. L'area in questione è praticamente in centro e ci sono una serie di parcheggi che permettono di essere comodi poi all'accesso. Sono indicati, quindi non preoccupatevi, arrivate tranquillamente e poi troverete tutte le Il primo indicazioni. weekend, vista l'affluenza, c'è stata un po' di coda all'ingresso, di questo ce ne scusiamo. Abbiamo già provveduto a fare un'ulteriore cassa d'ingresso, per cui anche da questo punto di vista già soddisfazione, credo, però, no? assolutamente, Ecco. dal prossimo weekend comunque l'attesa per l'entrata dovrebbe essere minima. E quindi insomma voi recatevi a Mogliano, centro storico, l'avete capito, siamo lungo il Terraglio, quindi nella traiettoria tra Treviso e Mestre, quindi molto semplice arrivarci, molto accessibile anche alle autostrade, quindi parliamo insomma per chi ci sta ascoltando un po' da tutta la regione e avesse voglia di andare a portare i propri bambini, poi ci sono anche i mercatini, quindi insomma, c'è il mercatino, assolutamente, proprio quello che dicevo prima. Gli adulti tornano un po' bambini, quindi magari vengono volentieri Su anche questo è assolutamente vero, basta vedere nella pagina di Facebook Babbo Natale sul Magico Villaggio, ci sono un sacco appunto di adulti che dicono che passano un paio d'ore in un villaggio magico e quindi si ritorna bambini. Volevo dire che l'ingresso costa €1, il biglietto è valido una settimana, dal sabato al venerdì, per cui si può tornare tranquillamente e non si paga. Poi per esempio per pattinare c'è un contributo? Certo, la pista di pattinaggio è un'ora e costa €5. Certo, beh giustamente, poi che tra l'altro è anche molto accessibile, oserei dire, poi non ce ne sono, non abbiamo piste sul ghiaccio no, ce ne sono, ma sono poche quelle sul ghiaccio. Località montane, esattamente, quindi, insomma, nel Feltrino. Davide, questa associazione che cosa si propone poi questa associazione adesso siete impegnatissimi in questo, chiaramente siete concentrati sul villaggio di Natale, ma poi che cosa siamo concentrati e molto impegnati, però nonostante ciò abbiamo già iniziato alcuni progetti che ci vedranno impegnati già a partire dai primi mesi del 2013 e non anticipo nulla, comunque lo standard è buono. L'ambito, si può sapere almeno l'ambito? Beh, sicuramente quello del carnevale è il primo obiettivo. E poi tra l'altro arriva molto velocemente quest'anno. Per quello ci stiamo già lavorando, perché per vedere un villaggio come questo c'è un lavoro alle spalle che è veramente molto molto intenso, anzi approfitto per ringraziare tutti quelli che fino ad oggi hanno lavorato per il villaggio. Certo, e quindi il prossimo impegno sarà un po' il carnevale, però insomma poi noi vi osserveremo da distante, poi siamo sempre un po' disponibili per raccontare quanto farete. Sì. Tornando un po' all'impegno per il territorio, Davide, mi piace un po' l'idea di questo gruppo di imprenditori che appunto si mette insieme, ognuno con le proprie magari anche peculiarità, chi nel mondo della ristorazione, chi nel mondo del teatro, dell'arte, chi magari in altri settori, parte dalla società civile, parte a volte dal mondo produttivo, proprio l'interesse per il territorio. Penso che il vostro esempio sia anche un po' questo, no? Assolutamente sì, perché in questo momento di grande crisi c'è la necessità di avere delle persone che riprendono il territorio, perché se noi non riprendiamo il territorio poi il territorio viene abbandonato e questo significa degrado e tutto quello che poi naturalmente ne segue. Noi siamo convinti che anche attraverso questo evento Mogliano riprenda comunque vita, ma non solo Mogliano, anche la gente, cioè il fatto di restare assieme, di passare qualche ora tutti assieme, questo aiuta in questo momento di grande crisi secondo noi. Leggevo, e mi piace l'idea della solidarietà, dell'attenzione all'altro, al territorio, che tra l'altro c'è un'iniziativa che riguarda il regalo solidale. Lo stavo dimenticando, che è molto importante, perché anche in un momento in cui i bambini naturalmente devono divertirsi, fanno spendere qualche soldo ai genitori, è importante che capiscono il valore delle cose. Noi abbiamo istituito il regalo solidale e
praticamente consiste nel fatto che ogni bambino deve portare un regalo al villaggio che verrà poi destinato attraverso delle associazioni e attraverso le nostre chiese parrocchiali a chi naturalmente è più in difficoltà. E tra l'altro, altra cosa che non avevamo detto, oltre a tutti i concerti e gli appuntamenti che abbiamo citato, che il 23, che se non sbaglio è domenica, È domenica, giusto? C'è la corsa di Babbo Natale, C'è no? la corsa di Babbo Che corrono Natale. anche per allenarsi per la notte del 24, cari bambini. Assolutamente però sì, è una corsa simpatica, verrà fatta a squadre e verrà coinvolto tutta la città. Non verrà fatta all'interno del villaggio, la partenza sarà all'interno del villaggio, mentre l'arrivo sarà proprio in Piazza dei Caduti a Mogliano, che dista a 2 minuti di strada, allo scopo di coinvolgere tutta quanta la città. Tu sei moglianese? Io sono moglianese doc di Ecco. nascita. E sì. allora ti chiedo da cittadino, Sì. come osservando tutto questo, in realtà è un osservatorio un po' privilegiato Certo, perché ci hai certo. lavorato dentro, però quale riflessione ti viene da fare nel vedere un paese che si rianima, anche se vogliamo, e che tra l'altro trova in questo villaggio anche un punto di aggregazione, se vogliamo. È no? una riflessione importante ed è una riflessione naturalmente che porta a dire che tutti assieme riusciamo a fare qualcosa, perché se solo una parte della città reagisce, il paese comunque rimane statico. Se invece tutti quanti danno un loro contributo, allora sì, il paese inizia a rinascere e si sta meglio poi alla fine. Certo, e Davide, tra l'altro in un momento di disaffezione, se vogliamo, un po' al bene comune, perché È lo si verissimo. vede bistrattato dalla politica, dall'economia, Verissimo. dalla finanza. Ecco, forse il riappropriarsi del futuro del bene comune diventa una carta vincente. Sì, no? sì, sì, sono perfettamente d'accordo e questo è uno dei motivi che ci ha spinto a realizzare questo evento. Mm. Senti, ricordiamo allora, per chi avesse voglia di documentarsi, esiste, intanto li trovate su Facebook, Babbo Natale e il suo magico villaggio, potete seguirli e trovarli. Poi esiste un sito, giusto? Sì, sì, Mhm. sì, www. Babbo Ricordalo Natale, il tu. suo magico villaggio. Sempre quello, Sempre giustamente, quello. Babbo Natale, il suo magicovillaggio.it. .it, E trovate certo. gli orari, ma a parte che abbiamo detto che insomma è aperto tutti i giorni. È aperto tutti i giorni, dalle fino alle 10 alle 20 tutti i 20. giorni, poi nei weekend magari con un po' di elasticità nell'orario, assolutamente insomma, sì, certo. per accedere. Abbiamo ricordato tutte le cose che ci sono, la pista di pattinaggio, la casa di Babbo Natale, i gonfiabili, i laboratori, le bancherelle e poi Il naturalmente i mercatino, sì. concerti che trovate nelle date specificate nel sito e tutto quanto. Senti, ma è il primo anno, ma si spera sia il primo di una serie, giusto? Assolutamente sì. Tanto vediamo come va questo, ma mi sembra che l'esordio sia più che positivo. L'esordio quindi. è stato positivo, adesso dobbiamo naturalmente continuare perché come dicevi tu prima sono altre 3 settimane di lavoro molto intenso, bello, dobbiamo rendere la gente felice. Naturalmente questo è il primo anno, come ti dicevo abbiamo già in cantiere altri progetti, comunque sicuramente il prossimo anno lo ripeteremo, chissà se a Mogliano o fuori Mogliano comunque verrà ripetuto. Facciamo anche un appello, Davide, a chi ha voglia di collaborare con l'associazione Certo. Ciacoc e magari portare anche il suo di contributo o Ti anche a ringrazio. livello di idee magari. Assolutamente di proposte, sì, no? naturalmente noi siamo aperti a qualsiasi Voi contributo, vi trovate normalmente, cioè esiste l'associazione, tra Esiste l'altro ha un sito anche l'associazione se non sbaglio. l'associazione ha un sito Ciacoc, sì, il sito Esatto. www.ciacoc.it. Ciacoc.it, quindi anche semplice da trovare, per mettervi in contatto e per collaborare. Certo. E poi passato il Natale, insomma, magari. Sì, viste in questo momento qui naturalmente siamo molto presi, però E poi vi sicuramente noi... ritrovate e lavorate insomma, sulle prossime iniziative, Sì, quindi sì, chi ha sì. voglia di collaborare può contattarvi Assolutamente e sì. trovare. Bene. E, personalmente, Davide, che cosa ti sta dando questa iniziativa? Beh, è una soddisfazione molto grande anche perché, come dicevo prima, io è la prima volta che mi trovo in uno studio televisivo, quindi un po' di emozione Ti teniamo la a senti, battesimo, no? quindi, Esattamente, battesimo mi della tiene a televisione, battesimo. va bene. Detto questo, devo ringraziare tutti quanti i miei soci. E tutti assieme facciamo una bella squadra e stiamo vivendo un'emozione unica in questo momento, consapevoli naturalmente che il lavoro è molto, è duro, però siamo riusciti in una cosa che si pensava sulla carta e nel weekend abbiamo visto che è diventata realtà, Si è una cosa concretizzata, bellissima si questa. è concretizzata. Sì, molto Bene, bella. insomma, Davide, in bocca al lupo per le Grazie. prossime settimane e anche buon lavoro insomma, a tutti i tuoi collaboratori, a tutti i volontari che in questi giorni animano, perché poi il villaggio è bello ma non è statico. Sono importantissimi Esatto. e fanno veramente È parte animato. integrante del villaggio. Esattamente, vi ricordiamo quindi il villaggio di Volevo- Natale. Sì, Un'ultima certo, cosa, certo. volevo ricordare che l'unico vero inimitabile villaggio
villaggio natalizio è quello di Mogliano Veneto. Questo- Diffidate dalle imitazioni. Quindi sei allenato però, Sì, sei molto su questo sì, perché è molto importante questo. Hai fatto bene, allora noi vi invitiamo ad andare a curiosare, a Vi aspettiamo portare, tutti. esatto, a portare i vostri bimbi, ma non solo, anche se siete degli adulti che hanno voglia di tornare un po' bambini, quindi il villaggio, ricordiamo, Babbo Natale e il suo magico villaggio, trovate su Facebook, trovate anche il sito, sempre con Babbo Natale e il suo magico villaggio, per vedere un po' anche l'ubicazione, se non siete della zona, e poi tutti i giorni fino alle 20, weekend un po' più elastici, Certo. c'è di tutto, quindi l'unica cosa è andare fisicamente a Vi vedere aspettiamo tutti. e a trovarli. Grazie Davide Grazie a Toniolo voi. dell'associazione Ciacoc, grazie a voi per essere rimasti in nostra compagnia e quindi anche buone prossime giornate di Natale anche con queste iniziative che stiamo cercando di raccontarvi qui a Chiacchiere Caffè, che torna puntuale domani alle 13. Grazie ancora, arrivederci. We get it almost every night when that moon is big and bright. It's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and